Bene, eccoci qua in regola con le recenti restrizioni, cioè mettiamo anche la mascherina per andarci a letto, per stare a questo punto anche al ristorante in piedi, chiaramente, poi ci sediamo e per questa intervista direi però di togliercela un attimo, quindi la mascherina, anche perché non so, è lui, ecco, è il dado è tratto e sono qui Sì. dagli Ottaviani, che non è solo l'enologo, dico bene, chef de cave, Esatto. ecco, quindi quello che si occupa appunto proprio di fare il vino piuttosto che raccogliere l'uva, che va fatto anche quello, anzi questo è un Faccio anche quello. questo è un periodo in cui tra l'altro c'è attività in questo senso fra una pioggia e l'altra, fra queste giornate di sole nel periodo di ripresa dal Covid, ahimè, quindi 2020, quindi siamo in ottobre, siamo già al 13 e sono qui perché è un ristorante, un'enoteca, come possiamo... È lo spazio aziendale, non è né un ristorante né un'enoteca, è un posto di uno spazio da raccogliere e poter in maniera molto più coordinata e precisa far capire quello che facciamo, no? Quello che vogliamo raccontare, dove viviamo. Quindi è una parte per noi sensibile. Ecco, siamo praticamente, ho visto Del Conca, io sapevo che Del Conca è a San Marino. Oggi faunistica nella Valle del Conca, dove abbiamo il fiume proprio in fondo, qua da noi. Qui confiniamo con San Marino, immagino. Sì, Che Del Conca mi risulta... Coriano, su dalla parte più delle colline, San Clemente. Qui siamo nella parte bassa, nella valle, siamo su un terreno franco argilloso, medio impasto, quindi letto del fiume come suoli, argille riportate in 4-5 mila anni, quindi suoli marini, tutto lo scheletro che porta poi a cercare di dare identità a un territorio sia sui bianchi. Del Conca vivrà come vivete voi, no? Di questo, quindi c'è chi utilizza il terreno in maniera diversa. Cerchiamo qui in questa se vuoi tra virgolette oro, certo, no, complimenti. C'è una parte di cercare di poter essere precisi un pochino più su tutto, capire effettivamente il potenziale di questo territorio che secondo noi è anche molto vocato per i vini bianchi. Bene, noi con Ottaviani ci conosciamo da tempo, anche perché c'è una sorta anche di succursale di Ottaviani a Forlì, a Casa di Mare, da Luca Gardini, che aveva messo anche uno dei vostri vini, chiaramente, uno per azienda, visto che non c'è quest'anno la classifica, chiaramente era sostituita con i vini essenziali che io chiaramente ho copiato pari, perché chiaramente... Se lo dice Luca Gardini ci possiamo appunto fidare, soprattutto quando devi scegliere appunto un vino per ogni anche tipologia. Quindi Luca, cosa ha scelto fra i vostri della vostra gamma? La Rebola. Ecco. La Rebola, nostra prima annata, contenti. Che la Rebola è un bianco quasi rosso ramato. Che cos'è la Rebola? La Rebola varietà che non è la ribolla, non è la ribolla. Non è la ribolla né la ribolla istriana. Sì, però sono buone tutte e due. Esatto. Ecco, perché stiamo parlando di un vino che appunto anche in Slovenia effettivamente insomma piace molto, quindi però la somiglianza... È tutt'altra varietà. Denominata Rebola nei Colli di Rimini, già con storia dal 1400, varietà Grechetto Gentile. Varietà greca, l'ultimo nato, è un incrocio fra Todino e Orvietano, e dove su quelli bolognesi chiaramente fanno il pignoletto e noi facciamo la Rebola, con la stessa varietà. Quindi quello non è ribolla, non è Rebola, ma è Rebola. Se dici Rebola dici Rimini. Ecco, quindi neanche Pesaro, no. Quindi proprio, ecco. è proprio... Invece dell'Albana voi avete la Regola, potremmo dire così. Esatto. Ecco. O il Pagadebit, che c'è il Pagadebit. Abbiamo anche il Pagadebit, vigna storica. Che è quello che piace anche a grandi sommelier di grandi ristoranti, tra l'altro. È quasi più da esportazione in altre regioni il Pagadebit dell'Albana, anche se chiaramente l'Albana, mi dispiace voi che non la producete, mi sembra. Sì, siamo anche fuori zona come Albana. Però ecco, quindi... Pagadebit noi lo facciamo in purezza, 100%, varietà che ci crediamo molto. Possiamo dire il migliore Pagadebit di tutti i Pagadebit, quello che paga meglio i debiti?
Beh, potremmo quasi dirlo. Come quantità un grande potenziale, ma noi abbiamo una vigna che è dell'82, purtroppo produce poco, ma quella che produce cerchiamo di fare quelle bottiglie, preservare quella che è ancora questa vigna e portarcela avanti, perché insomma si è convinti che veramente lavorata bene abbia un bel potenziale. Bene. Adesso poi l'assaggeremo, no? C'è anche un premio alla famiglia Ottaviani. C'è un premio, la vostra azienda è stata premiata come azienda piuttosto che un vino in particolare. Vabbè, Luca Gardini ha scelto quello, qualcuno immagino ha scelto il Dado che abbiamo battezzato a Forlì recentemente. Abbiamo ancora una Magnum, va bene tenerlo, Dado si beve subito, la Magnum non l'abbiamo fatta però nella prima annata. No? Allora la seconda. Ti confondi, neanche la allora, seconda. No, devo controllare, è Ottaviani comunque, Ottaviani. Ecco, sì, no, sarà forse il Cacciara. Il Magnum che da Luca. Cacciara che ha già un nome, che è tutto il programma. È un Sangiovese che facciamo qui sul fiume. Questa è un po' la parte, no? Il fiume quindi si chiama? Conca, ecco che tutto torna. Valconca, Valconca, ecco qua, è qui. Quindi, bene, quindi questa è l'enoteca che quindi offre anche l'occasione per spizzicare qualcosa. Esatto. C'è una cuoca che immagino prepari queste cose. Ma niente di particolare, un po' di salumi del territorio, qualche formaggio. Ecco, per spizzicare, insomma. Per spizzicare qualcosa. È giusto, chiaramente, perché il vino, chiaramente, oltre ad essere che da meditazione, è anche, come dire, per accompagnare chiaramente qualcosa. Però tendiamo più a mangiare il vino che a bere il cibo. Quindi se vogliamo. Io parlavo con la mamma al telefono, abbiamo già avuto modo di parlare, sull'Etna stanno facendo esclusivamente ristorazioni di questo tipo. Magari in Toscana, in Romagna ancora un po' meno, però questo è già un esempio che comunque vai in cantina e trovi qualcosa, tra l'altro dalla mattina alla sera. Non dico che si fa colazione, no, ma quasi. Anche quello. Si potrebbe fare anche quello, nel senso che se uno ha fatto colazione in albergo dove la colazione finisce alle 10, fa un salto qui a monte di Cattolica Riccione, che siamo più o meno... Siamo alle spalle, sì, tra Cattolica e Riccione, ma concettualmente questo nasce come idea, ripeto, non vorrei... sul discorso degustazioni, che a noi ci preme quello, perché io mi voglio raccontare non su un salame, che quello può essere la convivialità dopo, la parte di racconto di quello che effettivamente facciamo, perché nasce questo proprio dietro a un lavoro e a una ricerca. Già la parola aperitivo è sbagliata in un posto del genere, perché effettivamente qui cerchiamo di fare percorsi dove c'è visita guidata, quindi accogliere i nostri ospiti in maniera professionale. Enoteca Pinchiorri, Enoteca La Frasca, perché poi all'inizio si chiamava così, infatti io che ero del posto mi chiedevo appunto se erano degli ubriaconi, perché stavamo parlando del secolo scorso, quindi... Il focus è sono solo i vini che produciamo, quindi non c'è nient'altro di altri vini, diciamo, è tutto quello un po' focalizzato. E facendo un riassunto dei vini, quindi Sangiovesi, quanti sono? Li avete contati? 11 vini. Una squadra di calcio, praticamente. 4 bianchi, 3-4 Sangiovesi su 5 Sangiovesi su parcelle diverse, un Merlot in purezza, quindi raccontare anche quello che è la purezza del Sangiovese, e ci tengo a dirlo perché penso che Rimini sia un territorio elegante nel tempo, comodo e goloso in annata, quindi quelle due parti che bisogna aver voglia un pochino di aspettarlo, attenderlo, ma tanta soddisfazione. Bene, grazie a Davide Ottaviani, parte della famiglia qua riunita per il pranzo, e quindi una bella giornata. Abbiamo beccato anche la bella giornata, che ci vuole anche quella chiaramente per poter apprezzare i vini e chiaramente anche qualche specialità qui del posto. Benissimo.